Alfredo Silvestrini, consigliere comunale di Portogruaro per Forza Italia, chiaramente tra poco verrà presentata la lista del PDL, non sappiamo ancora se correrà Alfredo Silvestrini, però intanto voi consiglieri di opposizione state progettando una protesta clamorosa per una situazione che riguarda in parte il teatro nuovo. Sì, la protesta è clamorosa ma è anche doverosa. Tutto parte dalla gravissima situazione denunciata da alcuni cittadini che abitano nelle parti retrostanti il nuovo teatro, denunce che ho personalmente nei giorni scorsi verificato. Vi dico la verità, il terremoto in Abruzzo può aver causato gli stessi effetti, ci sono delle crepe sui muri, sui pavimenti, acqua che cade dagli infissi. Adesso, a prescindere dalle responsabilità di questi accadimenti, abbiamo chiesto al sindaco immediatamente di rispondere alla nostra interrogazione e chiediamo sicurezza per i cittadini, sicurezza per chi abita in quelle. Quindi forse voi rinuncerete all'invito per l'apertura del teatro? La nostra minaccia, tra virgolette, è se entro la data di presentazione del Teatro Nuovo, il 14, il Teatro Russo, il 14 maggio, non ci verranno date risposte a noi e assicurazioni concrete ai cittadini che abitano dietro il teatro, noi rinunceremo all'invito che ci è stato consegnato nei giorni scorsi. Allora, siamo andati a trovare, chiamati dalla signora Marta Marzin, l'abitazione di via Spalti 2, che in pratica presenta dei problemi, signora Marta. Qua le immagini parlano chiaro. Esatto, le immagini parlano chiaro, non c'è niente da dire. Ci sono moltissime crepe sui muri, purtroppo. Nei pavimenti, nel muro, in ogni stanza è ben sistemata. Senta signora, stavo riflettendo così mentre guardavo queste brutture di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, ma avrebbero dovuto tutelarvi un po' di più forse, non so, parlo degli amministratori, degli organizzatori. Certo, perlomeno venire a vedere cosa succedeva, non aspettare che chiamassi ogni volta. Ho capito signora, e adesso che insomma ci sono queste crepe, lei che cosa chiede almeno? Come prima. La casa come era prima, diritta e non storta, perché si nota la pendenza molto bene, vero? Lei non vuole abbandonare casa sua? No, assolutamente. Ci sono i ricordi di una vita qui dentro? Di 54 anni. 54 anni che lei abita qui in via Spalti 2? Esatto. Quindi una portoghese? No, ormai. Si dice? Sì. Senta signora, com'è cambiata la sua vita dopo queste brutture? Insomma, che... Malissimo, sono nervosissima e poi non si vive bene in queste condizioni. È vero? Beh, lei ci vive, per cui meglio di me sa dire, insomma. No. Io sto prendendo anche dei sonniferi perché non riesco a dormire di notte. Ha paura che crolli la casa, signora? Capirà. Sono come i terremotati dell'Abruzzo, forse loro stanno meglio.